buona domenica a tutti voi telespettatori, una buona domenica 10 maggio e soprattutto tanti auguri alle mamme, davvero a tutte le mamme i migliori auguri, tra l'altro auguri speciali in questo momento così particolare, così difficile che stiamo affrontando tutti quanti, periodo di emergenza coronavirus in cui passo dopo passo, giorno dopo giorno stiamo cercando davvero di ritornare alla normalità. Emergenza Covid-19 e proprio del virus ha parlato, della tipologia del virus ha parlato il governatore del Veneto Luca Zaia nel suo ultimo punto stampa, quello di ieri, in cui ha detto che se il virus perde forza significa che è artificiale. Questo ha dichiarato, è la sua opinione personale ovviamente, ma nel corso della conferenza stampa ha toccato anche la questione della riapertura e delle misure per la riapertura soprattutto dei ristoranti. Sentiamo. Posso dire una roba che magari farà incazzare qualcuno? Se perde forza vuol dire che è artificiale. Ragionateci sopra. Perché un virus in natura non perde forza con questa velocità. Se perde forza, probabilmente potrebbe essere allora un virus artificiale. Commenta così il governatore del Veneto rispondendo alle domande dei cronisti l'affermazione di un ricercatore lombardo secondo il quale il virus starebbe perdendo forza. Zaia affronta la questione precisando che si tratta della sua opinione, non di scienziato. Sono le temperature, sono i virus, che è un virus che si è spompato, magari se ne va definitivamente, non abbiamo neanche la recidiva autunnale, magari, però effettivamente io non, se volete che vi dica la mia personale opinione, ma non di scienziato, io sono d'accordo con questo scienziato. Ma in queste ore è ancora il tema delle riaperture delle attività commerciali ed artigianali a tenere con il fiato sospeso gli imprenditori ed il presidente della regione si fa portavoce delle istanze interpretando la richiesta al governo di date certe e protocolli certi. È fondamentale che lo si dica ai cittadini. Non possiamo il 17 sera o il 18 dire le parrucchiere e i ristoranti, i bar o le attività commerciali aprono domani mattina, perché non funziona così. Allora veramente appello che faccio io, che si apra, ma in maniera ovviamente programmata, in maniera tale che tutti noi ci sappiamo organizzare. Spero poi che le linee guida siano ragionevoli, che non ci sia qualcuno che applica la sua vena creativa per complicare la vita ai cittadini. La messa in sicurezza è una roba seria, ma deve passare anche a un livello di sostenibilità. Leggo da qualche parte che qualcuno parla di mettere un tavolo ogni 4 metri. Se lo mette a casa sua il tavolo ogni 4 metri. Ma non in un ristorante, vuol dire chiudere tutti i ristoranti. Zaia si aspetta che a ora il Presidente del Consiglio comunichi le decisioni del governo e pubblichi il nuovo decreto. Se poi vuole un consiglio, io farei un bel decreto, un bel DPCM, dice un articolo solo, si delegano le regioni a fronte della presentazione di un piano alle riaperture, punto. Finito l'articolo. Infine, ancora un appello ai veneti sull'uso delle mascherine dopo che gli sono giunte tantissime foto di cittadini che non indossano il dispositivo. Io parteggio per i veneti, sono colui che pensa che si debba riaprire, lo dobbiamo fare in sicurezza, dobbiamo convivere con questa fase importante, però se abbiamo una ricaduta, è ricaduta purtroppo per tutti, non per pochi. Cioè bisogna richiudere e sarebbe una tragedia dal punto di vista economico. Perché vorrebbe dire richiudere tutte le attività. E parliamo invece adesso di sicurezza perché dalla prefettura di Vicenza arrivano dei risultati che sono abbastanza incoraggianti, calano dunque i reati e quant'altro, anche se la gente ha una percezione che è un po' differente. Per quanto riguarda poi il discorso assembramenti in pieno centro città, beh guardate un po' cosa è emerso. Sicurezza a Vicenza, una questione reale fatta di atti criminosi, degrado o una questione di percezione? Dalla Prefettura di Vicenza, a seguito del Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza, dopo i recenti fatti di cronaca, vengono snocciolati numeri e percentuali che raccontano di una Vicenza sicura. Dal 1 marzo al 15 aprile 2019-2020 vi sarebbe una consistente contrazione dei reati, meno 70%. Calano i furti in abitazione, 104 nel 2020 contro i 445 del 2019. Lo stesso dicasi anche per gli esercizi commerciali. In materia di stupefacenti la musica non cambia, che in numeri significa 6 reati a fronte di 15 nel periodo in considerazione, numeri che stridono con la sicurezza, quella percepita dai cittadini. Un calo della criminalità, penso
No, perché sono venuti dentro nel mio cortile a rubarmi la bicicletta, quindi non lascio fuori neanche lo sdraio. A livello droga, a livello altre cose, né più né meno come prima, siamo circondati. Non posso venirmi a fare una passeggiata da sola e devo aver paura di qualcuno che mi possa fare qualcosa. I reati, quelli spiccioli, sono un po' aumentati perché nel mio condominio abbiamo riscontrato le frazioni in diversi garage. Sulla strada diciamo che c'è meno sicurezza perché si vedono vagabondare queste persone che non è che diano molta tranquillità. Intanto la fine o quasi del lockdown riporta la gente nelle vie e nelle piazze del centro storico. Complice il bel tempo e il take away, tra caffè e spritz da asporto, tornano le vecchie abitudini. Dalle 6 in poi, dopo il lavoro, da quando hanno iniziato a lavorare, spritz, aperitivo, da spotto, solo da spotto. Bicchiere di carta, il tappo e via. La gente si ritrova non sempre mantenendo le distanze e non sempre con le mascherine. Si ferma sul posto a consumare nonostante i cartelli esposti dagli esercenti e alla fine la piazza all'ora dell'aperitivo si riempie. Ed è iniziata la fase 2 anche in montagna e allora sentiamo direttamente dal CAI del Veneto quali sono le novità. Chiediamo a tutte quante le persone che vanno in montagna di partire con gradualità. Dalla CAI del Veneto un appello a chi in questa fase 2 si recherà in montagna per praticare attività motoria o sportiva. Farlo con moderazione, con l'attrezzatura necessaria e tenendo in considerazione le misure di sicurezza previste, ovvero mascherine, guanti o gel e distanziamento sociale. Si può andare in montagna con i mezzi propri, accompagnati da un familiare. Si sconsiglia nell'andare in montagna andare da sole. Se si va da soli è consigliato lasciar detto dove ci si reca in caso di necessità, anche perché al momento non vi sono presidi in quota. In montagna sono chiusi i rifugi, riapriranno o al primo o alla metà di giugno. I bivacchi possono essere utilizzati esclusivamente per l'emergenza. Perché solo ed esclusivamente per l'emergenza? Perché i bivacchi non possiamo andare su a sanificare. Quando entrano devono avere ovviamente i guanti alla mano e possibilmente essere da soli. Serve molta attenzione e responsabilità, ricorda Frigo, anche perché in caso di necessità l'intervento del soccorso alpino sarà ancora più delicato. Sarà attrezzato con tuta, maschera, mascherina, guanti, e il soccorso alpino in questo caso qua una volta di più rischia perché non conosce la persona dall'altra parte e non sempre è agevole l'intervento con maschera, visiere. Adesso andiamo invece a Venezia, è scoppiato un po' il caos al Lido perché un vaporetto che porta 400 persone è stato bloccato perché dentro c'erano più passeggeri rispetto a quanti previsti. Sentiamo. Il battello attraccato a Santa Maria Elisabetta e diretto a Punta Sabbioni era per 400 passeggeri. A bordo erano 100 e poco più, ma quel poco più, pare circa una dozzina, in tempo di distanziamenti anticontagio da coronavirus, fa davvero la differenza. La differenza tra poter partire o meno. Il capitano ha scelto di non partire, una decisione che ha generato 40 minuti di caos e discussioni concitate al limite dell'insulto fino all'arrivo dei carabinieri. Lui ha rispettato l'ordine di servizio impartito dalla direzione aziendale per il mantenimento del distanziamento sociale. Non aveva altra scelta. Nell'incontro che abbiamo fatto il 6 di maggio con l'amministrazione comunale abbiamo evidenziato che ci sono delle criticità e quindi abbiamo chiesto dei rinforzi da fare in maniera chirurgica nelle fasce, nelle punte orarie del pendolarismo soprattutto. Accorgimenti che però potrebbero rivelarsi insufficienti con le ulteriori riprese di attività previste dal 18 maggio. I sindacati hanno chiesto un incontro al prefetto. La situazione potrebbe essere tale da rendere necessaria la presenza delle forze dell'ordine. Quando i vaporetti sono pochi, per le note ragioni che conosciamo oramai tutti, e le persone hanno necessità di una mobilità soprattutto nel comparto di acqua, perché nessuno ha ancora imparato a camminare sull'acqua, le persone poi, alcuni sono rispettose delle leggi, altri invece possono anche dare in escandescenza. Una parola tira l'altra e purtroppo poi succedono questi spiacevoli accadimenti. I sindacati del trasporto pubblico si sono confrontati con l'assessore regionale Elisa De Berti, manifestando anche la difficoltà che a volte si incontra nel far rispettare l'obbligo di mascherina ad alcuni passeggeri che salgono sui mezzi pubblici.
Noi come agenti di pubblico servizio non abbiamo la facoltà di usare la coercizione. Certo inviteremo i passeggeri in questo senso, però sicuramente occorre l'appoggio e l'ausilio delle forze dell'ordine. Altra cosa che abbiamo chiesto all'assessore, la possibilità di valutare di aumentare la capacità di imbarco dei mezzi, analogamente come è stato fatto in Lombardia e a Milano, proprio per venire incontro alle necessità dell'utenza. C'è qualche minuto di pausa, ci ritroviamo subito dopo. Eccoci nuovamente in diretta e siamo in attesa dell'arrivo nella sede regionale della Protezione Civile del governatore Zaia e dei due assessori Lanzarin e Bottacin. Ormai è tutto preparato, quindi manca davvero poco all'arrivo del presidente Zaia. Intanto ci occupiamo dei vari controlli che sono tuttora in attivo nelle varie aziende del territorio da parte del personale dello Spisal. Gli 11 ispettori dello Spisal e del SIAN dell'ULSS 7 Pedemontana attivi sul campo hanno visitato 570 aziende del territorio per un totale di circa 25.000 lavoratori e solo in un caso si è resa necessaria la segnalazione al prefetto per gravi inadempienze. Nelle aziende le nuove misure di prevenzione non riguardano solo la disponibilità e l'utilizzo di dispositivi di prevenzione, dato che resta fondamentale il tema della prevenzione degli assembramenti che spesso implica una riorganizzazione degli ingressi e delle uscite, la revisione di spazi comuni come mense e spogliatoi, ma anche di molti percorsi interni e la sanificazione degli ambienti. E aspettando il presidente Zaia, ne approfitto per leggere qualcuno dei messaggi che ci state inviando come sempre al 340-3218-806. Intanto la regia mostra la postazione alla sede regionale, appunto tutto è pronto, i microfoni sono già sistemati, quindi se stiamo solo aspettando il governatore, poi come sempre ascolteremo in diretta la sua conferenza. Allora andiamo a leggere qualcuno dei vostri messaggi. Buongiorno, vivo a Verona e ne approfitto qui per dire che sono tantissime le persone che ci stanno scrivendo proprio da Verona, che stanno seguendo proprio le nostre dirette quotidiane anche dalla zona del Veronese, quindi questo ci fa molto piacere. Vivo a Verona, volevo segnalare che in zona stadio la gente non rispetta le distanze, le mascherine non sono indossate correttamente, messe sul mento con il naso scoperto. Stamattina sono andata in cimitero in zona San Massimo, anche qui gente con mascherina non indossata correttamente e in un bar nelle vicinanze la presenza di 5-6 persone senza mascherina. Chiedo se possibile di avere più controlli in zone. Questa nostra telespettatrice ringrazia per l'attenzione. Ancora buongiorno governatore Zaia, sono una cittadina di Bassano del Grappa, ho segnalato qualche giorno fa l'uso scorretto della mascherina di tante persone che incontro per strada e oggi segnalo degli aggregamenti di vicini di casa per fare il barbecue. E questa nostra telespettatrice si chiede se è possibile ancora che ci sia tutta questa superficialità. Sono senza mascherina, non hanno neanche i guanti e lei appunto ci dice che vive a 1 chilometro dal fratello, da febbraio che non lo vedo, nemmeno i miei nipoti. Tanti hanno preso sotto gamba questa pandemia, a mio avviso, ringrazia e si complimenta ancora per lo straordinario lavoro che sta portando avanti Zaia. E adesso buongiorno, devo dire che molte persone girano con mascherina sotto il naso, addirittura sotto il mento, sono soprattutto i ciclisti, non ne parliamo. Questo nostro telespettatore scrive da Sossano, siamo sempre nel Vicentino, però posso confermare che anch'io venendo al lavoro questa mattina ho trovato tantissimi ciclisti che erano attaccati uno all'altro, nessuno che aveva la mascherina, addirittura fermi al semaforo a Bassano del Grappa, un gruppetto di 5 ciclisti senza mascherina. È arrivato Zaia e allora io vi lascio alla conferenza stampa. Buongiorno. Va bene, no? Posto. Buongiorno a tutti, grazie, buona domenica e buona festa della mamma a tutte le mamme. Ognuno ha sicuramente modo di festeggiare oggi. E quindi un augurio a tutte le mamme per la festa della mamma. La mia fra l'altro fa anche gli anni, quindi a doppio augurio. Saluto a tutti quelli che sono in collegamento. Passerei subito alla lettura del bollettino e poi a alcune considerazioni. I tamponi sono 440.000, quindi si cresce alla grande e finirà che i coreani vengono a studiare il caso qui. L'isolamento, le persone in isolamento sono 5.000
2014, sono 149 in meno rispetto a ieri, quindi se ne sono uscite altre 150 persone dall'isolamento. Il numero di positivi è 18.722, sono esattamente più 39 rispetto a ieri. Considerate che su questo, se raffrontate col tema dei tamponi, vuol dire che abbiamo fatto 39 positivi su 10.000 tamponi. I ricoverati sono 796, questo è il numero totale, però vi ricordo che nel bollettino ci sarà la distinzione già da ieri, in virtù delle nuove direttive. Intanto i ricoverati sono 26 in meno rispetto a ieri. I 796 sono così composti, 408 sono positivi ancora, 313 sono negativi. Le terapie intensive 75, meno 3, quindi si scende ancora, delle quali 37 dei 75 sono pazienti positivi e 38 sono negativi. Totale 75, ma nel bollettino nazionale vedrete 38, cioè solo i negativi. Vedrete 37 che sono solo i positivi dei 75. I dimessi sono 2.986 e quindi sono più 26 rispetto a ieri. Quindi abbiamo 150 persone che sono uscite dall'isolamento, abbiamo 26 che sono uscite dai ricoveri e abbiamo il calo anche delle terapie intensive. I morti sono 1.261, sono 9 in più rispetto a ieri e sono in totale sono 1.657 in totale. I nati sono... Ma ti fotografi solo i morti, perché? Io. Bravo. I nati sono 82. Fra l'altro ho avuto un sacco di critiche, ieri mi sono dimenticato i nati, ma anche ieri sono nati, e quindi dovete scusare, ma ieri mi è saltato un foglio. Guardate, considerazioni, sta andando bene. E merito è di Veneti che comunque hanno fatto i sacrifici in questi 2 mesi e continuiamo a avere il calo sia sulle terapie intensive che sugli isolamenti che sui ricoveri. E ovviamente il tema delle mortalità è un tema che pesa anche in Veneto, se pensate che insomma, questo tema ha coinvolto un po' tutti i comuni, tutte le realtà. Resta solo la grande preoccupazione di chiedere ancora una volta ai veneti di utilizzare i dispositivi, perché se si abbassa la guardia in questa prima fase finisce che fra 20 giorni, quando saremo a totale regime, o fra 10 giorni o fra una settimana, quello che è, finisce che è inevitabile che nessuno avrà più il dispositivo. Si gioca con la morte, perché finché c'è il virus c'è la possibilità di infettarsi e anche di fare infettare qualcuno. Quindi l'appello veramente che faccio è quello di utilizzare i dispositivi. Purtroppo non aiuta anche tutto questo complottismo che c'è in rete, che va a accarezzare idee le più strane, no? Da quelle di dire che il virus è tutta un'invenzione degli stati, che queste sono tutte operazioni di comunicazione, piuttosto che si fa semplicemente perché bisogna far vendere farmaci alle aziende farmaceutiche. Guardate, io dico che si deve avere rispetto per i morti, abbiamo più di 1.600 morti come avete visto, abbiamo messo a ferro e fuoco la sanità e la vera battaglia che abbiamo fatto è quella di riuscire a garantire a tutti le cure. Vi ricordo che ci sono paesi in giro per l'Europa che noi riteniamo anche più civili del nostro, a me sono concesso che sia vera sta roba, io ad esempio non penso che sia così, che addirittura non garantiscono neanche il ricovero a chi ha più di 70 anni. Ecco, vorrei ricordare che in Veneto questo non è mai accaduto e non è neanche mai accaduto che un nostro medico si sia trovato nella condizione di dover decidere se prendere in carico un paziente in terapia intensiva oppure no, perché non aveva magari la disponibilità delle macchine. Quindi questo è quello che voglio ricordare. Abbiate pazienza e fate attenzione con l'utilizzo dei dispositivi, questo è fondamentale, è fondamentale. Voglio dirvi, poi prima di passare
e spazio alle domande. Vi ricordo, guardate, un paio di cose ve le volevo dire. Tanto le donazioni che stanno crescendo assolutamente alla grande. Scusate, come sono perso. Le donazioni stanno crescendo alla grande, siamo ovviamente oltre i 57 milioni di euro e 37.400 donatori, 57 milioni e 37.400 donatori. Ieri sera mi ha suonato il campanello un bimbo, ciascun Alex, 9 anni, mi ha portato questa mascherina che ha fatto durante il lockdown e sarà tutta cucita a mano. E oltre a questo mi ha detto che è un appassionato a un pony in un maneggio e i soldi che ha risparmiato per le lezioni non ci hanno dato, e sono 100 euro, me li ha portati, quindi ha versato anche 100 euro per il coronavirus, quindi ringraziamo Alex Cescon. C'è una bimba che oggi compie gli anni, Giorgia Bortolato di 5 anni, di Zero Branco, le facciamo gli auguri. Per quanto riguarda poi i disegni, insomma abbiamo sempre dei bimbi che ci scrivono, ci mandano disegni. Questo è fra l'altro un bel disegno di Filippo Pozzobon di 11 anni di Montebelluna, ci ha mandato questo disegno che andrà a rimpinguare la raccolta di opere d'arte che abbiamo realizzate dai bimbi per la mostra. E poi infine volevo anche, visto che è una giornata di festa, abbiamo tutti i lavori. Eccolo. Poi ci ha mandato anche l'originale. E questo è un bimbo che è Clemente Ferro di 4 anni di Camponogara, quindi disegna anche bene per avere 4 anni. Eccolo qua. Grazie per questo. Passerei la parola potrei anche anticipare io una cosa. Noi come governatori abbiamo sottolineato la difficoltà e anche l'incomprensione, se permettete, alla luce dei dati sanitari che abbiamo oggi, di pensare ancora che alcune chiusure possano permanere ancora per settimane. C'è stata con la comunicazione del Presidente del Consiglio l'ipotesi di pensare a questa fatidica data del 1° di giugno. Noi pensiamo che il 1° di giugno sia un'era glaciale, cioè sia troppo tempo. Pensiamo anche che, fatte salve ovviamente le indicazioni della comunità scientifica e il rispetto dei parametri che ci sono stati dati, questo deve essere sempre messo in calce nelle mie dichiarazioni e quindi nessun atto di irresponsabilità, però pensiamo anche che il punto di caduta sia il 18 di maggio per l'apertura. E sto parlando di aperture di tutto quelli che sono i servizi alla persona, e quindi le parrucchiere, i barbieri, le estetiste, massaggiatori e quant'altro, di quello che sono le attività commerciali che ancora sono chiuse, pensate ai negozi di diversa natura, l'abbigliamento, tanto per citarne uno, ma insomma tutti i negozi che sono ancora chiusi, i centri sportivi e le palestre, ed infine ovviamente la mescita di bevande e alimenti, i bar e i ristoranti. Allora, per la Regione del Veneto, fatto salvo il rispetto delle indicazioni di natura sanitaria, e questo deve essere detto in ogni occasione, e con un assoluto senso di responsabilità, la Regione del Veneto chiede che si apra tutto dal 18. C'è una convergenza con molti, se non con la quasi totalità dei colleghi governatori, e c'è anche la volontà di procedere affinché questo si avveri. Penso che nella leale collaborazione tra le istituzioni, leale collaborazione che noi abbiamo sempre garantito sia come governatori e in particolar modo del Veneto nei confronti del governo, facendo questo percorso in questi mesi di rispetto anche se spesso è stato difficile magari sostenere alcune scelte. Però abbiamo chiesto che il governo prenda in mano questa partita, la chiarisca subito, per cui abbiamo chiesto che urgentemente domani, lo farà il Presidente Bonaccini per conto nostro, visto e considerato che abbiamo chiesto al nostro coordinatore
il Presidente Bonaccini dell'Emilia Romagna, che è il Presidente della Conferenza delle Regioni, sta scrivendo in questi istanti la lettera al Governo per una convocazione del Governo per domani, assieme ai Presidenti, per definire questa partita. Guardate, è fondamentale che si deleghino le Regioni. Ormai insomma i binari all'interno dei quali muoversi ci sono, quindi non c'è nulla da inventare, no? Ci sono le linee guida dell'INAIL, se non ci fossero ci sono le linee guida che la nostra Regione ha già stilato per ristoranti, per barbieri, parrucchieri o quant'altro, che sono molto semplici, scritte da tecnici della sanità, e penso che in questa direzione noi dobbiamo trovare una soluzione. La soluzione è quella di delegare le Regioni a provvedere all'apertura dal 18. Questo è quello che vi dico, questo è quello che vedrete in agenzia tra pochi istanti, ed è assolutamente il convincimento che abbiamo tutti noi. In particolar modo noi in Veneto sappiamo che il comportamento dei cittadini è stato assolutamente eccezionale e rispettoso durante i momenti di massima restrizione. Sappiamo che degli indicatori, grazie a un lavoro di squadra, i cittadini da un lato e dall'altro, permettetemelo dire in maniera importante, tutto il mondo della sanità, tutti coloro che hanno lavorato, oggi ci permette di dire che dal 10 di aprile da noi le curve sono tutte in decrescita, cioè in calo. Alla luce di questo noi vogliamo preparare l'apertura per il 18 di maggio. A supporto dopo della riunione che avremo domani e quindi da quello che ne scaturirà, adotteremo gli atti conseguenti. Prego, domande? Andiamo sempre in questa direzione. Allora, Boris, Albino, Emiliano, sapete già. Buongiorno Presidente, prima lei ha fatto gli auguri alle mamme, io volevo anche ricordare, tra l'altro fra poco noi su Antenna 3 al termine della conferenza stampa trasmetteremo la parte triveneta della Donata Nazionale degli Alpini di Milano del 2019 in onore degli alpini, proprio perché oggi dovrebbe esserci stata la Donata, e volevo chiedere proprio un pensiero per gli alpini, sugli alpini. Ma guardate, gli alpini intanto perdono la Donata, che è un grande appuntamento e lo si fa storicamente, tutti noi eravamo organizzati per andarci, quest'anno era a Rimini, spero la si possa recuperare, perché è la festa del volontariato, lo si può dire, è la più grande festa del volontariato, 500.000 persone si riversano nelle strade della città che ospita. Io spero la si possa recuperare in autunno, fermo restando che dovranno essere cambiate ovviamente molte regole e avere la tranquillità da un punto di vista epidemiologico che non si metta a repentaglio la vita e la salute dei cittadini. E auspico anche che se ne faccia una breve qui in Veneto di adunata, visto e considerato che abbiamo chi, penso a Vicenza, abbiamo chi si è candidato. Attendiamo l'esito e le decisioni ovviamente del Comitato Nazionale, quindi del direttivo nazionale, però direi che l'alpinità, come dico io, se non ci fosse bisognerebbe inventarla. Ringrazio gli alpini perché oggi parliamo di adunata, ma ricordiamo il ruolo degli alpini che hanno avuto con la protezione civile, con il tema dell'emergenza coronavirus e tutto quello che hanno fatto fianco a fianco con i nostri volontari, con i nostri sanitari e con la protezione civile regionale. Albino Salmaso. Bene, Presidente, volevo partire... Buongiorno, ciao. Volevo partire appunto dall'ultima parte dell'osservazione che lei ha fatto oggi e dalla richiesta delle regioni di anticipare al 18 tutto quello che il governo aveva fissato invece dovesse ripartire dal 1° di giugno. Ecco, se può elencare un po' più nel dettaglio tutte le categorie, forse questa cosa potrebbe tornare utile a noi e anche agli ascoltatori. Detto questo, noi oggi abbiamo intervistato il Presidente regionale degli albergatori, il quale appunto si dice estremamente preoccupato perché mancano tutte le linee guida per la riapertura del turismo e degli alberghi. Oggi c'è invece il Presidente Conte che in un'intervista ad un autorevolissimo quotidiano dice che andremo in vacanza, ma non si sa come, in che maniera e appunto con i dispositivi sanitari. La raccomandazione che faceva Micheli era quella che le regioni poi non aggiungessero ulteriori complicazioni. So che lei queste cose di solito le semplifica. Ecco, ci faccia capire
se il 18 deve essere la data anche per rimettere in moto il turismo. Guardate, io penso che il 18 si debbano accendere i motori, si debbano riavviare i motori per quelle attività che sono ancora chiuse. Vi faccio anche un esempio che è un esempio pratico ma che dà l'idea anche della tragedia che si protrae. Noi abbiamo autorizzato l'apertura di molte imprese, pensate al distretto del mobile, ve ne cito uno per tutti, noi siamo forti, è uno dei distretti importanti a livello nazionale, quello del mobile in Veneto, è un distretto del mobile che vive in virtù delle mostre, ovvero dei negozi che vendono immobili. E ci dicono, noi siamo fermi di fatto con le produzioni perché non è che possiamo fare magazzini e riempirci di cucine piuttosto che di camere da letto o quant'altro quando sappiamo che i nostri clienti vengono intercettati e quindi hanno una risposta al loro bisogno di acquisto attraverso le mostre, le sale mostre, gli showroom e quant'altro. Quindi è fondamentale che noi si provveda da subito all'apertura delle attività commerciali. Quali sono le categorie albino? Le categorie sono tutti i servizi alla persona e i parrucchieri ormai sono diventati il simbolo di questa tragedia, insomma i servizi alla persona, gli estetiste, i parrucchieri, i barbieri e quant'altro. Poi i centri sportivi e le palestre, in modo tale che lo sport si possa tornare a ripraticarlo come lo praticavamo prima, ovviamente con gli accorgimenti, con tutto quello che ci vorrà e sarà possibile mettere in piedi, e dall'altro ovviamente il tema, oltre a tutte le attività commerciali, il tema delle bevande e alimenti, quindi il tema dei ristoranti e dei bar. Voglio anche ricordarvi che in questo momento siamo in un momento anche di sperequazione, perdonatemi, senza voler puntare il dito contro qualcuno, però è difficile, come dico spesso, spiegare a un negoziante che vende magliette che nel suo negozio di 40 metri quadri non può esercitare la sua professione e magari in un capannone a poca distanza da lui o da lei c'è un'azienda con centinaia di dipendenti che può operare. L'azienda deve restare aperta e non ha colpe, però è pur vero che ci vuole anche un criterio che dia una sostenibilità e quindi io penso che sia fondamentale. È uscito il Presidente Bonaccini, siamo usciti anche noi come governatori chiedendo ovviamente la convocazione urgente del governo e è confermata, vi dico che è confermata per domani, sarà presente il Ministro Boccia e da lì insomma ne verremo fuori con una soluzione. Il 18 è la deadline, no? Come si dice? La linea non della morte intesa come negativo, la morte della chiusura è l'inizio di un nuovo corso in quel senso. Il turismo sì. Quando si parla di alberghi e di ristoranti, cioè, gli alberghi non sono mai stati chiusi, quindi formalmente potrebbero continuare a svolgere l'attività. Bar e ristoranti, avevo detto. Ecco, sì, no, però dico gli alberghi, però se non ci sono le linee guida, dicono gli albergatori, noi non apriamo. Ecco, cosa può dire lei in tale proposito? Loro hanno ragione, noi le linee guida ce le abbiamo ben fisse in mente. Il governo sembra abbia già in mano una bozza di linee guida redatte dall'INAIL, però domani discuteremo appunto anche di questo, cioè noi vogliamo proporre che in mancanza di linee guida si deleghino le regioni a provvedere con delle linee guida. Considerate che il nostro Dipartimento di Prevenzione, con tutti gli uomini e donne della sanità del Veneto, le linee guida noi le abbiamo scritte. Quando io vi dicevo non voglio i bussolotti in plexiglass, perché dicevo che noi non li vogliamo in spiaggia, questo è il tema, e neanche dentro nei ristoranti, cioè non ci sarà mai scritto nelle nostre linee guida che bisogna fare i separé con i plexiglass nei ristoranti, si fa distanziamento 1,5 metri, 2 metri dal tavolo, si utilizzano i gel igienizzanti lasciati nei tavoli per i clienti, il personale avrà la mascherina e i guanti e finisce lì. Se qualcuno si alza dal tavolo andrà magari con la mascherina al bagno, ma finisce lì, punto. I 10 metri tra ombrellone e ombrellone li considera, come dire, una misura preventiva eccessiva oppure... Cioè guardate, se in un pullman dobbiamo stare a 1 metro, se in spiaggia dobbiamo stare a 10 metri, mi pare che non funziona tanto il principio, considerando che in spiaggia non abbiamo i finestrini chiusi. Cioè ci vuole sempre equilibrio e buonsenso, no? Se partiamo dal presupposto che il cittadino culturalmente ha già capito che siamo davanti a un virus, poi del resto andiamo avanti anche con un minimo di buonsenso, penso si risolvano un sacco di problemi. Mentre passo la parola a Denaro, vi confermo che è uscito in questo momento il Presidente Bonaccini, ho visto. confermando. Con la lettera? Allora,
Presidente, scusami. Sì, prego. No, perché non te vedo. No, volevo chiedere, Presidente, 3 cose se mi è possibile. Allora, uno è il tema che so che più che altro è delegato all'assessore Lanzarin. Apriamo tutto, però i genitori con figli sono lasciati alla buona volontà, insomma, mi sembra di capire. Questo è uno. Poi, aprendo tutto, verranno aperti anche i luoghi di culto e quindi ci saranno aggregazioni di un certo tipo. Mi chiedo, e qui in Veneto è molto importante, il settore, fra virgolette, degli spettacoli all'aperto, che fine, cioè se pensa anche a quello al 18. E per ultimo la sua affermazione di ieri sul virus, diciamo, manipolato in laboratorio, visto che ha generato molte reazioni. Quando dico qualcosa sempre genera. Vuol dire che qualcuno che viene ascoltato. No, dico, ci sono giornali che titolano "l'ha detto Zaia" e quindi il virus è stato manipolato, altri giornali che fanno, ecco, io volevo capire bene. Da uno spaccato di un paese, no? Ecco, se lei Quando dicevamo di mettere in quarantena i bimbi delle scuole che provenivano dalla Cina, ci davano dei razzisti, gli stessi giornali. No, oggi parlare di quarantena o in posizioni inverse, ma anche molti cittadini, scusami se mi agito. No, io volevo solo chiedere se può specificare meglio quella sua affermazione di ieri. Io ho capito che tu vuoi sapere questo, magari ti porti a casa un'altra notizia anche oggi. Ma non c'ero ieri, per cui avevo perso. No, al di là di questo, io trovo strano questo paese nel quale, cioè, se uno dice, cioè, propone un ragionamento, cioè propone una riflessione, cioè ci sia sempre qualcuno che ha da ridire. Cioè, io non capisco perché dobbiamo omologarci alla linea di pensiero, diciamo, data per assodata. Io ho semplicemente detto, se il virus si spompa con questa velocità, da quello che ho letto io nella letteratura scientifica, perché vedo un sacco di gente che commenta, ma ho l'impressione che non sappia neanche che cos'è un virus. Non sto parlando degli scienziati, sto parlando di anche alcuni cittadini, perché dai commenti si capisce che ha tanta confusione sulla testa. Allora, io ho detto semplicemente, i casi sono... le valutazioni da fare sono: il coronavirus automaticamente nell'estate se ne va, non esiste l'influenza d'estate, giusto? O quantomeno sono rare le sindromi influenzali primaverili estive, soprattutto estive. 2, forse l'effetto della temperatura, perché anche c'è una corrente di pensiero che non è condivisa, vi ricordo. Ci sono virologi che dicono che il virus con il caldo se ne va, tanto è vero, visto che adesso faccio vedere che lo studiate ste robe, tanto è vero che c'è chi sosteneva che per le terapie bisognasse avere una temperatura alta nei luoghi dove si facevano le terapie, proprio perché il virus si inattivava in virtù della temperatura ambientale. Altri virologi dicevano no, la temperatura non c'entra niente, il virus non gliene frega niente della temperatura. Terzo aspetto, qualcuno può dire che ci può essere anche il fatto che naturalmente il coronavirus, come è arrivato, se ne va e quindi si spompa da solo. Quarto aspetto, c'è parte della letteratura scientifica, tra i quali semplicemente un premio Nobel che si chiama Montagnier, che ha avuto il premio Nobel per la medicina, quello che ha scoperto il virus dell'AIDS, ha avuto il premio Nobel nel 2008, che fa parte di una corrente di pensiero che in maniera non complottista ha detto: guardate, io ho sequenziato il virus, è letteratura questa, ho sequenziato il virus. Cosa vuol dire? Prendi il virus e lo guardi il suo filamento di RNA, l'RNA, no? Il virus del pipistrello, il famoso pipistrello, per il 98% ha la sequenza giusta, e poi abbiamo visto delle microsequenze di virus, delle microsequenze, scusate, di RNA che sono la copia di quello dell'AIDS. Hanno chiesto a Montagnier: ma lei cosa pensa? Io non penso nulla, è probabile che qualcuno abbia anche tentato, lo dice lui, di tentare di produrre il famoso vaccino dell'AIDS che non si riesce a produrre, quindi usandolo come veicolo, che peraltro posso dire, cioè non c'è un'accusa a nessuno, cioè sono lavori di laboratorio, probabilmente se fosse vera la teoria di Montagnier, anche a fin di bene, cioè trovare il vaccino per l'AIDS. Ma da qui a fare i fenomeni senza sapere di cosa si parla, la dice lunga. Io ho detto, tanto è vero che vi ho detto forse, e ho anche detto poi questo mestiere dei virologi che vanno a sequenziare i virus, ma queste sono le spiegazioni, non c'entra niente. Zaya dice artificiale, io non sono virologo,
però ho l'obbligo, se uno mi fa una domanda, siccome mi è stata fatta ieri, di rispondervi e vi dire: guardate, lo scenario sul territorio è questo oggi, il territorio è il mondo scientifico. Fatevi tutte le vostre ricerche sui motori di ricerca e troverete tutte queste 4 versioni che vi ho detto. Vi basta come risposta o ve ne serve ancora? La tragedia delle famiglie è autentica, fra l'altro l'assessore Lanzarin ha fatto un lavoro strepitoso, noi saremmo pronti anche per partire con dei servizi per le famiglie che comunque hanno la necessità di avere l'accudimento dei minori, che non necessariamente può essere delegato a altri familiari o nonni, però ripeto, domani porteremo anche in riunione questo aspetto, perché se avessimo una liberatoria di natura scientifica, guardate che qui il Veneto si è mosso, al di là di tutti i commenti che leggo, si è mosso sempre con la validazione scientifica di tutto quello che abbiamo fatto. Non facciamo gli apprendisti stregoni. Per questo mi sono un po' accalorato parlando del commento di ieri, perché io lo trovo assurdo. Da un punto di vista scientifico, contestare quello che ho detto è un'assurdità. Uno può dire non è così, è da una considerazione scientifica, ma dire che uno dice, cioè, fa sparate, no, perché è scritto, ci sono pubblicazioni scientifiche. Quelli che mi stanno ascoltando, mettetevelo in testa, ci sono pubblicazioni scientifiche, ma non solo per il coronavirus, per molti virus nei quali ci sono sequenze che non appartengono a quella specie. Se volete continuo a spiegarvi il pipistrello, il 98% del virus del filamento che rispecchia il coronavirus del pipistrello, il pangolino e tutto quello che si è studiato su questa roba qua. E per quanto riguarda quindi le famiglie andiamo avanti con questa direzione, quindi domani si discuteranno queste cose. Emiliano. Buongiorno Presidente. Ciao. Senta, io so appunto della partita che state giocando e del pressing che le varie regioni, ultime Toti, lei, Federica, appunto con il Ministro Boccia. So che però una carta di risposta che vi ha posizionato sul tavolo è un dato, i 300 tra i lavoratori che si infettano quotidianamente in Italia. Era partito uno studio proprio qui in Veneto, mi ricordo. Lo stiamo facendo. Esatto, il dato dello 0,4% degli infettati. Volevo capire effettivamente come fosse da noi la situazione in modo da dare una controrisposta noi abbiamo 70. a questo dato. Allora, abbiamo testato i primi 1200 su 8 Sì. Sì, adesso vi diciamo, però abbiamo 70 imprese. 70 imprese per 13.000 che andremo da venire a testare. Abbiamo 70 imprese che cubano 13.000 lavoratori. Per ora è lo 0,4%, giusto? Lo 0,4% su 1.200. Volevo capire se fosse aumentato e quindi uno dice No, effettivamente no. o se No, fosse guardate, fermo. adesso questa settimana sarà di screening totale per le 70 imprese, quindi su 13.000 lavoratori vi diamo proprio uno studio scientifico. Grazie Presidente. Prego. Senta, parlando di buon senso. Sì, mi ricorda l'assessore giustamente, ma dopo facciamole dire all'assessore queste robe, e cedo il passo e poi lascio l'assessore. Perché noi abbiamo monitorato molte categorie professionali, quindi possiamo darvi il dato anche di tutte, anzi lo darà un giorno l'assessore, oggi però magari vi dà un accenno. Parlando di buon senso, come lei ha sempre sottolineato, purtroppo ieri si è verificato in un comune dell'Alta Padovana, insomma, una sanzione di 550 euro a danni di una 88enne, quindi una signora anziana, quindi una cifra esorbitante. Andava a trovare un'amica, quindi non ci sono i fattori. Ma guardate, io dico solo una roba, c'è una circolare del Ministro degli Interni che richiama al buon senso. Cioè, è nata quella circolare per il caffè da 400 euro. Cosa volete che dica? Io non entro nel merito perché poi non so la storia e poi ogni volta quando commento mi dico ma il tipo era un pistolero, l'altro aveva il pitbull pronto per azzannarlo e tutte robe del genere. Non so. Però dico, torno al caffè i 400 euro, c'è stata persino una direttiva, una circolare del Ministro degli Interni, la Morgese, richiamando tutti a un minimo come si può dire, di comprensione, cioè siamo peraltro in un contesto nel quale non è che stiamo applicando norme che dureranno 50 anni, cioè durano qualche mese, per cui no. Grazie.
Prego. Antonella Prigioni. Buongiorno Presidente, il 18 maggio potrebbe essere anche la data per gli spostamenti da regione a regione e seconda domanda, cosa pensa del MES? Potrebbe essere utilizzato per l'ospedale, il nuovo ospedale di Padova? Ma guarda, il MES innanzitutto ti dico che questa è una partita del governo e con i presupposti che ci sono no, perché comunque il tema è che ci sembra di capire che abbiamo le condizionalità e i vincoli e quindi ho visto che faranno una discussione in Parlamento, quindi capiremo ancora di più su queste condizionalità. Punto, mi fermo qui. Però posso dire, lo chiedete a noi, ma il MES non è una roba che dobbiamo decidere noi, cioè non andare a fare commenti su cose che poi oggettivamente non riguardano la nostra amministrazione. Detto invece rispetto al tema della movimentazione, diciamo, interregionale tra regioni, se ne discuterà. Io non so, non ho ben capito cosa voglia fare il governo, però per noi è fondamentale se riusciamo a garantire la sicurezza dei cittadini. Vi dico già che ho firmato una lettera, un accordo nel frattempo proprio ieri sera con il collega Fugatti di Trento, perché abbiamo dei comuni transfrontalieri che oggettivamente vivono, sono veneti ma hanno collegamenti e addirittura strade che si percorrono in parte in Veneto, in parte in Trentino, in parte in Veneto, cioè questi sarebbero continuamente in condizioni di commettere reato, perché comunque hanno proprio le strade che sono a pezzi di una regione, a pezzi dell'altra, quindi lì sì, abbiamo, in particolar modo la zona del Primiero. Ci sia il divieto di andare in Lombardia e magari muoversi in tutte le altre regioni? No, non ho detto questo, io sono convinto che sulla base di ragionamenti che abbiano un supporto scientifico lo possiamo fare con tutte le regioni, però vanno verificati. Io non vi so dire se sia problematico che un cittadino esca dal punto di vista sanitario, esca dal Veneto per andare fuori regione. I nostri medici ci dicono di no rispetto ai parametri che abbiamo, però è giusto che insomma si affronti anche questo tema della mobilità. Ad esempio io penso che rispetto alle province confinanti tra le due regioni, faccio l'esempio Pordenone e Treviso, ecco, ne cito una, e si dovrebbero magari incentivare già da subito gli scambi, perché poi sono scambi spesso affettivi, di contiguità, di sociali, lavorativi molto più intensi. Prego. Collega Cesarano dell'ANSA chiede un giudizio sulle decisioni del governatore Toti. Pensa di seguire qualche suo esempio, cioè esempio della Liguria nella riapertura? Ma perché cosa ha fatto? No, non saprei. Sta riaprendo alcune cose. No, ma noi, guardate, con il governatore Totti io l'ho sentito 2 volte anche stamattina, tanto per dire, ho sentito Federico, ho sentito Bonaccini, insomma, ho sentito Fontana ieri sera, insomma, ne sento dei governatori. Però oggettivamente siamo sempre in linea, cioè la Liguria e gli altri governatori, insomma, condividono, ma non la sfida, questa visione di poter avviare questo accompagnamento verso l'apertura. Un'apertura sullo sport e sulle seconde case che già qui da noi bene o male ci sono. Sì, ma vi ricordo che quelle sono cose che noi avevamo già fatto e alle quali lui si adegua oggi. Il collega Basso di TVA Vicenza, direttore presidente, parla di atti conseguenti se il governo non dà il via libera al 18 per l'apertura. Cosa intende per atti conseguenti? No, io intendo che comunque dall'esito della riunione dovremmo comunque poi fare degli atti conseguenti, perché ad esempio c'è il tema dell'avvio dei motori a basso regime prima dell'apertura di tutte le attività commerciali. Non è che tu puoi dire uno vai dentro lunedì 18 perché prima non ti puoi presentare, se devi sistemare il magazzino, sanificare, fare altre robe. Quindi guardate, abbia anche il direttore Basso la pazienza di attendere la riunione di domani, che sarà secondo me una pietra miliare rispetto a questi temi. Cristina Giacomuzzo, Giornale di Vicenza. Presidente, mi pare di capire che il modello di previsione matematica stia rispettando quanto annunciato nelle scorse settimane. È così? Cosa si prevede per le prossime? Sì, guardate, Bottaccino sta seguendo da vicino, magari diciamolo subito. Non so se ci arriviamo. No, ma si sente la voce. Si sente? Sì, ci aspettiamo quello che abbiamo sempre detto, quindi per alcune settimane, come ha detto il Presidente, tutte le curve sono in discesa, quello dei contagi, quello delle terapie intensive, quello dei ricoveri ospedalieri in terapia non intensiva,
Il trend è quello, basta vedere i dati anche di oggi sul numero dei nuovi contagi, nonostante facciamo più di 10.000 tamponi al giorno, vedete che insomma, i nuovi casi sono veramente residuali. Per cui noi ci aspettiamo una riduzione, ovviamente che va verso il contagio zero, che richiederà un po' di tempo, però tutti i dati sono positivi. Io non avrei altre domande, se i colleghi hanno altre domande da porre. Posto ragazzi? A posto. Se hanno un atto di pazienza vorrei tornare sul MES. Prego. Sì, no, perché lei ha perfettamente ragione Presidente quando dice che la competenza esclusiva è del Parlamento, però se mai il Parlamento, speriamo, almeno io personalmente mi auguro che dica di sì a questi 36 miliardi, se appunto pare che possano essere erogati senza le condizioni che sono invece quelle tipiche del MES, il controllo sul deficit pubblico e quant'altro. Ma se dovesse arrivare via libera, ecco lei, e se questi soldi dovessero poi essere investiti in attività sanitaria, possiamo capire... No, guarda Albino, io mi fermo qua perché, no, perché le dico, mi permetto perché solo, voglio anche parlare di coronavirus, cioè volete portarci dentro sul discorso. Io ho già detto cosa penso e tu stesso nel fare la domanda hai usato la parola pare. No, certo. Però mi pare anche a me. Ad esempio il governatore Toti dice che lui è d'accordo, che Cirio del Piemonte per me è è fuori lo stesso. tema, ho già detto Albino. Perfetto. Perdonami. No, però una risposta ce l'hai, vi ho detto che al momento è no, cioè nel senso è no, togliamo anche al momento che poi ne fate discorsi anche sulla parola momento, no? Quindi è no perché le condizionalità e i termini dei trattati oggi ci dicono che questo sarà così, dopodiché viene fuori qualcuno la bacchetta magica, vediamo, ma posso dire, ricordiamolo ai cittadini, non sono decisioni delle regioni, no, certo. Perché sta passando l'idea che sono le regioni, allora se c'è dibattito a livello nazionale è giusto che ci sia, se lo facciano in Parlamento, ma questa è la posizione. Grazie Albino. Emiliano. Ancora? Proprio al volo, Prego. sai che io sono quello dell'ultimo al volo. Presidente, lei ieri ha detto, parlando dei fratelli, insomma, tedeschi, il Veneto c'è. Assolutamente sì. E le volevo chiedere, anche se un po' mi costa per orgoglio lombardo, insomma, ma la Lombardia è messa veramente ancora male. Avete richieste d'aiuto? C'è magari la possibilità di... No, guardate, io ho sentito anche ieri il Presidente Fontana, sono sul pezzo, ma non sono nella fase nella quale sono necessari, ad esempio, sia necessario ad esempio intervenire con terapie intensive da fuori, sono in assoluta autonomia. Diciamo che da quello che so e che capisco c'è una situazione di contagio, ma non è una situazione drammatica come quella che conoscevamo dalle notizie dei giornali di un mese fa, di 2 mesi fa, quando era di metà marzo, insomma fine marzo. Non ci sono quindi richieste d'aiuto in ambito sanitario quindi? No, noi forse abbiamo gli ultimi pazienti, forse 5 o 6 pazienti lombardi o una decina, ma sono quelli che abbiamo preso in carico ancora settimane fa. Se ci sono ancora, perché alcuni erano anche non Covid, per cui non erano neanche coronavirus. Grazie Presidente. Prego. E fioccano ancora domande, poi... Sì. Noi siamo letteralmente invasi anche noi da messaggi di telespettatori che stanno seguendo in diretta su Antena 3 per quello che ci riguarda la conferenza stampa e ci chiedono per esempio le scuole di ballo che non vengono considerate nelle attività sportive in cui comunque si può osservare un certo distanziamento, per esempio le prove dei cori, anche qui si può stare distanziati, se queste attività vengono conteggiate tra quelle che il 18 bisogna evitare l'assembramento. E questa è la base, no? C'è una cose altre. Quindi potrebbero riprendere. Adesso dobbiamo sbrogliarla tutta sta roba, è inutile che stiamo qui, perché sennò capite che ormai siamo entrati nel loop di fare tutti i ragionamenti, cioè noi non possiamo fare un abito su misura per ogni realtà, bisogna aprire, punto. Io lo vedo così. E anche l'economia sarà aiutata dal fatto che si riapre. Perché poi noi siamo come un formicaio, l'avete visto il formicaio, i bambini si vedevano, no? Formicai, cioè, tu ci andavi sopra con le scarpe, eravamo un po' lazzaroni e si distruggeva, il giorno dopo tornavi, lo tornavi ricostruito, questo è l'effetto Veneto, noi siamo come le api, no? Le api operaie, alla fine facciamo un bel alveare. Albino ancora una richiesta. Sì, no, l'ultima Presidente. Ieri il gruppo regionale del Movimento 5 Stelle ha tenuto una conferenza stampa e ha formulato una proposta, chiede che il Consiglio regionale
attivi una commissione d'inchiesta per capire tutta la gestione delle case di riposo. Ecco, lei come giudica questa richiesta? Rientra nelle prerogative della Regione? La considera, come dire, una cosa utile, necessaria? Ma guardate, la vicenda è assolutamente specchiata per quanto riguarda la Regione. Qualcuno vuole fare la commissione d'inchiesta, noi non abbiamo mai negato a nessuno, prima roba. Seconda cosa, vorrei ricordare che ci vuole però nell'attività, e questo lo dico perché se qualcuno pensa di fare ste robe per andare sui giornali sarebbe indegno. Allora voglio ricordare che tutta questa attività deve essere rispettosa dell'azione e del lavoro della Procura, che è l'unica realtà deputata a fare ste robe. Cioè si sappia, noi non la neghiamo perché ci sembra imbarazzante negare una commissione del genere, si presterebbe a un sacco di illazioni o quant'altro, però si sappia che chi andrà a gestirla, siccome ci andrà anche il Presidente della Commissione sarà dell'opposizione, facciano quello che vogliono, si sappia che debbono avere rispetto del lavoro della Procura. Grazie. Come è stato fatto sui FAS. Presieduto dai 5 Stelle. Sempre presieduto dai 5 Stelle. E anche sulle banche. Cioè, vorrei ricordare che c'è l'autorità, diciamo, deputata a indagare, che è la Procura. Qualcuno invece vive queste commissioni come 9 procurette fatte in casa. Ecco, io dico che, che la commissione si metta allegata a doppio filo a Procura, non vada a fare intralci, perché mettetevi solo nei panni delle audizioni. Magari la Procura sta seguendo delle sue attività o quant'altro e arriva là un po' dei consiglieri che si mette a fare... Io dico è giusto che ci sia trasparenza, però sono preoccupato sempre quando sento queste robe del fatto che c'è qualcun altro che sta lavorando con serietà ed è la professione che devono fare. Per cui tranquilli che nessuno nega niente, non abbiamo mai negato niente. Bene signori, con questo... No, io vorrei... Diamo la parola un attimo all'assessore. Vai un po'. Sì, all'assessore Lanzarin per i dati sulle spese sulle 70 aziende. No, allora facciamo un po' di chiarezza. Noi siamo partiti col progetto pilota, che è quello delle linee guida che avevamo già presentato e poi condiviso con le osservazioni con tutte le parti sociali, e nella prima tranche c'erano 8 ditte del Padovano per circa 1200 dipendenti, e il risultato quindi con i test appunto che sono stati fatti a questi 1200 dipendenti è il risultato di casi positivi un 0,4%. Ci hanno chiesto molte ditte di partecipare a questa fase sperimentale, sono arrivate richieste per 70 nuove ditte, tutte le province, non solo Padova, e sono circa 13.000 lavoratori, e inizieremo da lunedì ogni provincia con i test su questi 13.000 lavoratori, quindi poi avremo anche questo dato. Si stanno concludendo, e questo Carlo mi sembra un dato può essere interessante, li facciamo elaborare anche i test sul sempre piano di sanità pubblica che noi abbiamo fatto a tutti i farmacisti del Veneto, farmacisti e collaboratori, alle forze dell'ordine, ai volontari della protezione civile, oltre a quelli che continuiamo a fare periodicamente sui sanitari. Potremmo sviluppare delle percentuali per categorie in modo da avere anche le categorie rispetto a queste fasce che sono state testate, e quindi darvi anche dei risultati suddivisi su categoria. Grazie. Direi che sì. Dovremmo già nei prossimi giorni fare dei piloti. Volevo dirvi un'ultima cosa, lo dico per i bambini perché mi ero preso un impegno. Abbiamo i pulcini, facciamoli entrare. E vi dico anche, in attesa del loro arrivo, ne sono nati 11. Abbiamo avuto purtroppo un paio di problemi. Ho dovuto fare la levatrice anche stamattina, fra l'altro. Sì, perché qualche guscio non si rompeva, per cui abbiamo dovuto aiutarli oggettivamente. Eccoli qua. Sono strepitosi. Tanto, scusa, questa è la gallina padovana, c'è una bimba. Avete visto le incubatrici? Questo l'abbiamo salvato. Così facciamo vedere i bimbi. Noi li abbiamo messi prima perché fa un casino, questi qua corrono come i pazzi e tutto il giorno. Mangiano. Ecco, questo è nato per primo. Questo è il primo, quello che avete visto. Quando abbiamo? Eccolo.
Eccoli là. Volevamo dargli ai bimbi, però abbiamo un sacco di richieste e abbiamo pensato che non è un momento per cominciare a fare anche questa attività, però vedremo di organizzare qualcosa con i bimbi, magari con degli altri pulcini. Questi vanno nella fattoria didattica della scuola enologica, non verranno mai mangiati. E qui c'è uno spaccato di tutte le razze, gli ibridi, quindi questo è il merito del lavoro di Damiano e di Ivan, i due bimbi. Noi siamo riusciti 34 uova, giusto? Farne nascere, allora oggettivamente sono andati 13 e 11 si sono salvati. Però sono informissimi, ma se voi li vedete correre è pauroso. Anzi, e ringraziamo Federico che li ha seguiti durante tutta la cova, poi li ha anche trattati con l'antibiotico, tutto, e questi mangiano già, sono autonomi e si sentono, insomma. Vedete, giocano e fra l'altro... quindi i bimbi dico, adesso avete questi, poi metteremo anche un video, Carlo, dei pulcini, magari ci aspettiamo anche dei disegni con i pulcini, visto e considerato che c'è la mostra, e quindi facciamo in modo di avere anche i disegni con i pulcini. Vabbè, abbiamo chiuso in bellezza la festa della mamma. E grazie alla scuola enologica che si è resa disponibile nella sua fattoria didattica di dare un recinto, quindi non vivranno in gabbia, saranno nel prato della scuola enologica. Tra l'altro sarà anche bello vederli perché sono di razze totalmente variegate, per cui abbiamo degli ibridi, abbiamo di tutto dentro. E insomma bene. E speriamo siano molte femmine che faranno anche uova, oltretutto. Grazie e buona domenica, buona festa della mamma. Fategli un filmato poi qui da vicino quando noi usciamo. I bimbi sono interessati a sapere che fine hanno fatto le uova, l'incubatrice e tutto. Insomma, abbiamo fatto un'esperienza con questi pulcini. E quindi però anche è stato pulcini. bravo Federico perché non aveva mai visto un pulcino in vita sua. Non è un ragazzo scarpato. Grazie, buona domenica. Insomma, si è conclusa con così, questi pulcini in mostra, finalmente sono nati, abbiamo visto quanto belli sono e il governatore Zaia ha voluto chiudere così in bellezza davvero questa conferenza stampa, facendo anche gli auguri a tutte le mamme. Io ricordo, ne approfitto per l'occasione a tutti voi bambine e bambini di inviarci proprio in questa giornata speciale dedicata alla mamma i vostri disegni, ovviamente per fare tanti auguri alle mamme. Io ne approfitto anche per fare gli auguri alla mia di mamma, ne approfitto anch'io. Rivediamo assieme allora la tabella delle variazioni che è stata divulgata dall'azienda Zero, delle variazioni di positività da ieri a oggi, e allora nello specifico vediamo che ci sono 20 nuovi casi positivi, un totale di 18.722, andando nello specifico casi attualmente positivi 5.591, persone decedute in area ospedaliera ed extra ospedaliera 1.657, i negativizzati al Covid-19, questo numero che fortunatamente è in netto aumento, sono 11.474. In diminuzione invece quelli in isolamento domiciliare, siamo arrivati a 5.014. Andiamo a vedere adesso le variazioni per quanto riguarda pazienti in area non critica e in terapia intensiva. 721 quelli in area non critica, meno 14 rispetto a ieri. 75 le persone in terapia intensiva e anche qui dato positivo, questo meno 2, quindi 2 persone che sono uscite dalla terapia intensiva. Purtroppo si sono registrati dalle 5 di ieri altri 3 decessi, siamo arrivati a 1.261 persone decedute dal 21 febbraio ad oggi in ospedale. 2.986 sono invece le persone che sono state dimesse dalle varie strutture ospedaliere, quindi questi sono i dati che sono stati divulgati, la variazione alle 8 di oggi rispetto alle 5 di ieri. E restando a parlare di ospedali, avendo seguito i nostri notiziari, senz'altro avete presente la diatriba, le polemiche che sono sorte tra 2 ospedali che fanno parte di una stessa ULSS. Stiamo parlando dell'ospedale di Sant'Orso e San Bassiano dell'ULSS 7 Pedemontana. È intervenuto il consigliere regionale Nicola Finco. Stop alle polemiche e fuori la politica dagli ospedali.
A dirlo in un momento molto delicato per la sanità pedemontana è il consigliere regionale Nicola Finco, che risponde così alle polemiche su un presunto sbilanciamento fra gli ospedali di Bassano del Grappa e di Sant'Orso. Spiace oggi constatare che c'è qualcuno che cerca sempre e costantemente la polemica. A noi le polemiche non interessano curare i cittadini alla pari, perché ovviamente i cittadini di Bassano valgono alla pari di quelli di Sant'Orso ed Asiago, quindi non c'è nessuna differenza e nessun privilegio. L'interesse dell'ULSS è quindi solo quello di fornire il miglior servizio possibile ai cittadini e i molti tentativi di screditare questo lavoro sarebbero da far risalire a tensioni politiche e mire di partito. L'invito che faccio è di smorzare i toni. Le direzioni ospedaliere stanno lavorando nell'interesse comune di tutti e chi oggi cerca polemiche lo fa solamente per screditare gli ospedali e creare un danno alla sanità della Pedemontana. Quindi basta polemiche, se ci sono dei problemi siamo sempre stati disponibili per affrontarli e risolverli, ma per favore non politicizziamo la sanità, perché capisco che tra un mese, tra 2 mesi si andrà alle elezioni, però la sanità deve rimanere assolutamente fuori da quella che è la campagna elettorale. E adesso andiamo a Schio, la casa di riposo di Schio apre ai familiari da domani. Abbiamo pensato, dopo 10 settimane di chiusura della struttura, di progettare un'iniziativa che eviti di far morire i nostri ospiti non di coronavirus, ma di poca voglia di vivere, di inappetenza, di solitudine, di depressione. Chiusi nelle case di riposo per il loro bene, ma impossibilitati a vedere i propri familiari, gli anziani, i nostri nonni, sono stati forse coloro che più hanno patito questa quarantena, sia da un punto di vista sanitario, ma anche sociale. Da qui l'iniziativa dell'IPAB, la casa di Schio, riaprire lunedì 11 maggio le visite ai familiari, non attraverso un vetro del plexiglass, ma, tempo permettendo, all'aperto nel parco della residenza. Visite contingentate, un protocollo e con gli opportuni presidi sanitari, dalle mascherine alla misurazione della febbre alle distanze di sicurezza. Incontri di un quarto d'ora, esclusivamente su appuntamento, un solo familiare per ospite. È vero, restrizioni sì, ma almeno permettere agli anziani di vedere, anche se per poco tempo, ma riuscire a vedere, avere un contatto con un proprio caro, che sia un figlio, un nipote o quant'altro, diventa indispensabile per queste persone particolarmente fragili. E andiamo a Vo, sapete benissimo, il primo cluster di Covid in Veneto, pensate resta soltanto un positivo. Da paese simbolo di un'emergenza sanitaria che ha stravolto il mondo, primo cluster Veneto, ad esempio virtuoso di come il contagio si possa contenere. Vo Euganeo dopo quasi 3 mesi vede la luce fuori dal tunnel. Nel piccolo comune dei Colli Euganei è rimasto solo un positivo e poi sarà finalmente Covid free. Il risultato di uno screening importante, anzi di due screening importanti che hanno permesso di azzerare il numero dei positivi a Vo, la chiusura delle 2 settimane attraverso il cordone sanitario ha fatto maturare a Vo e ai cittadini di Vo un grande senso di responsabilità, unita tra l'altro alla volontà di recuperare quell'immagine iniziale di Vo che non era sicuramente positiva. Grazie alla decisione del governatore Luca Zaia e alla geniale intuizione del virologo Andrea Crisanti, l'intero comune il 22 febbraio venne sottoposto a tampone e poi nuovamente decise di sottoporsi ad un secondo screening che provò l'efficienza dell'aver isolato e scovato i positivi asintomatici. Solo così i contagi vennero limitati a 88 persone e solo 3 i decessi. Quando anche l'ultimo positivo si negativizzerà, non ci saranno feste in paese, ma ognuno brinderà in casa al successo con il vino dei Colli Euganei. Stapperemo 3.200, una bottiglia per ogni abitante. Il sindaco Giuliano Martini, farmacista del paese, è orgoglioso dei suoi concittadini che ringrazia di cuore per l'esempio dato al mondo intero. Un grazie particolare va ai bambini che si sono sottoposti anche al terzo esame, quello del sangue, piccoli volontari ma con un grande senso di responsabilità. Un ringraziamento a tutti i bambini e tutti i genitori che con un senso proprio ma anche di ringraziamento nei confronti degli operatori della sanità veneta, che ha permesso di salvare molte vite umane. E direi che molti bambini di Vo molti di loro hanno ancora i nonni, perché sicuramente se questo non fosse stato fatto, se i 2 screening non fossero stati fatti,
ma piangerebbero sicuramente qualche nonno in più. È un senso di riconoscenza reciproco, un senso di gratitudine. Un senso di gratitudine, lo stesso tra l'altro Presidente Zaia ha riconosciuto davvero il gran senso civico, la responsabilità di tutti gli abitanti di Vo, proprio iniziando dai bambini molto responsabili, ovviamente grazie all'impegno dei loro genitori. Adesso andiamo proprio in centro a Padova, perché il Comune si sta attivando e al lavoro in vista della riapertura prossima, speriamo, riapertura di bar e ristoranti, e si comincia proprio con delle agevolazioni per quanto riguarda l'allargamento dei plateatici, che sarà fornito gratuitamente. Possibilità di allargare il plateatico, ovvero la propria area di occupazione pubblica, senza richiesta preventiva di autorizzazione, ma in automatico, presentando poi a posteriori la planimetria che definisce le modalità del proprio ampliamento, pur mantenendo ovviamente alcuni paletti per assicurare la fruizione stradale e pedonale degli spazi pubblici e il rispetto delle proprietà private, sconti o addirittura azzeramento della COSAP, l'imposta di occupazione del suolo pubblico. Sono queste le due idee su cui sta lavorando l'assessorato al commercio del Comune di Padova per venire incontro a baristi e ristoratori del centro storico, profondamente segnati economicamente dall'emergenza coronavirus. L'occupazione, diciamo, di suolo pubblico e quindi la possibilità per bar e ristoranti di avere uno spazio all'esterno è non solo una valvola di sfogo per le difficoltà che evidentemente sta attraversando questo settore, ma è il modo migliore per poter consumare dei pasti al di fuori di casa in sicurezza, perché ovviamente il principio che deve ispirare tutti i provvedimenti in questa fase è quello della tutela della salute. Il Comune attende le linee guida che il governo sta approntando in questi giorni, sperando che l'apertura dei locali venga anticipata al 18 maggio anziché al 1 giugno, come inizialmente stabilito dal DPCM governativo. La percentuale di allargamento dei plateatici, infatti, potrà essere definita solo quando il governo presenterà ufficialmente le regole per il distanziamento sociale nei pubblici esercizi, in modo da fare un calcolo proporzionale allo spazio perso. Lo spazio in più il Comune invece lo concederà gratis per chi invece non potrà allargarsi per questioni oggettive di spazi. L'idea è quella di offrire uno sconto sulla COSAP. Se lo spazio necessario non può essere recuperato, allora il Comune sconterà quello già concesso. Queste attività potranno in automatico appunto allargare il proprio spazio per evitare di perdere i coperti, ma distribuirli in uno spazio maggiore, e così i tavoli potranno essere sufficientemente distanziati l'uno dall'altro. Ovviamente in condizioni normali un'operazione di questo tipo richiederebbe tutta una serie di autorizzazioni, di procedure molto lunghe anche, e però non abbiamo tutto questo tempo per aspettare i tempi della burocrazia normale. E quindi il piano che abbiamo messo in campo vuole proprio snellire tutti questi passaggi, dando fiducia ai ristoratori. Inoltre, se il governo darà le necessarie coperture al bilancio del Comune, l'amministrazione sarebbe pronta anche all'azzeramento dell'imposta per tutto l'anno. Naturalmente, anche per chi non ha concessioni di suolo pubblico ci saranno semplificazioni. Abbiamo palesato tutta l'urgenza assoluta che ha il nostro sistema produttivo e di attività commerciali di riaprire. Cioè, prima arriva questa data, meglio in assoluto, ed anche con regole che non siano, troppo stringenti. Bisogna trovare il giusto equilibrio tra tutela della salute e capacità di non snaturare certe attività. E adesso andiamo avanti con la lettura di alcuni messaggi che ci state inviando. Tra l'altro quello che vi leggo tra poco mi interessa proprio il discorso della riapertura di ristoranti e bar. Allora questa persona dice: si parla tanto di aprire ristoranti, cosa giusta, ma in tema di sicurezza. Quindi dice ok, guanti e mascherine per i dipendenti, però quando sparecchiamo i tavoli da posate e bicchieri, per poi apparecchiare, attenzione a non usare sempre gli stessi guanti con cui sono stati toccati forchette, coltelli, bicchieri che sono stati contaminati da saliva di altri clienti. Poi attenzione a portare le pietanze ai tavoli. Nessuno parla di questo tema, cordiali saluti, Davide ci scrive. E in effetti poi senz'altro verranno utilizzate tutte le precauzioni, senz'altro chi sparecchia non sarà la stessa persona che apparecchia con gli stessi guanti, insomma ci sarà poi tutta una gestione, un controllo molto approfondito, e cioè, ce lo auguriamo e siamo anzi certi che funzionerà così, se no non avrebbe davvero senso questa riapertura attenendosi a tutte le misure di sicurezza. Vedrete che senza dubbio non se ne parla, ma senza dubbio chi gestisce un ristorante nel momento in cui si troverà a riaprire in questo momento così difficile seguirà tutte le norme di sicurezza.
E ancora, adesso che siamo nella fase 2 servono più controlli perché la gente, e questa è una cosa che continuate a dirci, gira con o senza mascherina e se no con il naso scoperto, quindi questa purtroppo il fatto di mettersi la mascherina col naso fuori, ne ho visti tanti anch'io in giro. Gentile Presidente Zaia, sono Elena di Jesolo, l'apprezzo molto come nostro Presidente, non ho nulla da dire su come ha gestito l'emergenza Covid e su tutto quello che fa, i risultati lo dimostrano e la situazione in Veneto, scrive questa nostra telespettatrice, è molto migliorata rispetto a 2 mesi fa. Purtroppo però la nostra spiaggia è affollata, me l'hanno detto in 3 persone, io non mi muovo, sono chiusa in casa da 2 mesi con una bambina, esco solo a fare la spesa, non credo sia stato giusto dare accessibilità alle seconde case perché, secondo questa nostra telespettatrice, non è una siamo in una situazione di emergenza, con la scusa di venire a fare manutenzione hanno riempito la spiaggia e c'è chi ne approfitta purtroppo. Grazie, cordiali saluti e appunto questa nostra telespettatrice Elena di Jesolo appunto dice sì, le seconde case c'è chi dice vengo a fare manutenzione, in realtà poi alla fine va in spiagge, quindi questa poi è una situazione che spetta sempre, no, il buon senso delle persone, seguire determinate direttive e linee guida, non sempre purtroppo vengono rispettate le cose. A soffrire maggiormente in questo periodo per quanto riguarda i commercianti e quant'altro sono le attività che riguardano la bellezza, il settore della bellezza, quindi estetiste e parrucchieri. Sentiamo. Se c'è chi ha visto aumentare il proprio fatturato durante questo periodo, come i supermercati, le aziende che producono scatolame, mascherine, gel, guanti in lattice, macchine igienizzanti, c'è davvero chi ha registrato uno zero assoluto di fatturato e non per pochi giorni. Oggi ci occupiamo della categoria dei parrucchieri. In teoria dovremmo aprire il 18, in teoria. Io non ci credo, però in teoria dovremmo aprire il 18. Però il protocollo non ce l'abbiamo, non sappiamo come dobbiamo lavorare. Eppure, ci racconta Cesare, che gestisce un barber in centro a Bassano, chi lavora a stretto contatto con i clienti è tenuto ad operare da sempre in sicurezza. Abbiamo sempre lavorato in sicurezza noi, perché per esempio io opero uno alla volta il suo appuntamento, per cui non hai nessun problema. Guanti usa e getta, asciugamani usa e getta, mantellino usa e getta, una vaporella che ogni volta che il cliente si alza prendo, disinfetto tutto, per cui potrei anche riaprire adesso se voglio, però non abbiamo ancora un protocollo. E gravi problemi economici per chi non si aspettava una situazione di questo tipo. Non abbiamo un sostegno dallo Stato, perché i famosi 600 euro, vabbè, a me devono ancora arrivare, però se devo badare con i 600 euro mantenere una famiglia con 2 figli, sono io che lavoro. Parliamo del plexiglass fra una postazione e l'altra, come già sperimentato all'estero. È impossibile perché non è più il lavoro artigianale che c'era prima. Però io penso che si possa lo stesso lavorare senza plexiglass. Abbiamo sempre parlato di quelle che sono le misure di contenimento a favore del cliente, ma voi che siete invece dall'altra parte, non c'è un certo timore di trovarci con qualcuno che magari può passare il Covid-19? Io penso che sta alla coscienza del cliente che entra in salone, serve lavorare. Per cui io personalmente vado oltre a questa cosa qua. È in difficoltà anche tutta quella struttura che è la Canottieri di Mestre. Grazie al nostro amico Paolo siamo saliti a bordo di questa imbarcazione, nello specifico un sandalo, per vedere bene la situazione della laguna qui a Punta San Giuliano. Un altro punto di vista, un'altra zona che non siamo abituati a vedere così. Qui, dove solitamente si allenano i membri della Canottieri di Mestre, è tutto fermo. L'acqua della laguna non è mai stata così pulita. Lo si può vedere anche proprio cercando di prenderla in mano, è davvero trasparente. La laguna in questi 2 mesi ha potuto riposare. È pur vero che una situazione come quella che vedete alle mie spalle, qui a Punta San Giuliano, è anomala per questo periodo dell'anno. Solitamente qui ci sono i soci della Canottieri che si vengono ad allenare e che stanno aspettando di poter ritornare in acqua, ma questa forse è un'immagine che nel bene o nel male non tornerà più. Questo rimanesse come un patrimonio, uno dei pochi patrimoni positivi che ci può lasciare questo virus. È un intervento che abbiamo già chiesto continuamente di controllo
del traffico, perché se le velocità sono quelle che abbiamo visto passare 2 minuti fa, chiaro che tutto tornerà come prima. A buon intenditor poche parole. Da sempre Koeman lotta contro chi non rispetta i limiti di velocità, che ora sembra essere tornato alla carica. Mentre alla Canottieri tutto è pronto per ripartire, dai campi da tennis alla palestra. Basta l'ok. La società in questo periodo ha fatto tutte le sanificazioni prescritte dalla legge, ha fatto una manutenzione direi ottima della sede, rinnovando tutti gli ambienti locali, la palestra, gli spogliatoi, eccetera. Quindi si spera che dal 18 finalmente si possa riaprire con determinate limitazioni, ma vi aspettiamo tutti in quanto la Canottieri è più bella di prima. Ci sarà una zona per la canoa, una zona per il canottaggio, una zona per la vela, e all'interno di quelle zone ci sarà un numero massimo di persone. La voglia di ricominciare è tanta, ma bisognerà guarire dalle ferite provocate. La nostra società è strutturata in modo tale che le quote sociali in realtà coprono solo una parte dei costi, degli enormi costi di gestione che questa società ha. La gran parte dei proventi per far quadrare il bilancio vengono dai corsi che si fanno fare tramite allenatori del CONI e personale appunto qualificato, tecnico, che però appunto in questo periodo sono venuti a mancare, e quindi adesso incominciamo ad essere in grosse difficoltà. Speriamo che ci sia appunto una sensibilità da parte delle istituzioni per far aiutare sul territorio le varie realtà anche sportive che stanno soffrendo. Con la speranza di rivedere tutte queste imbarcazioni, ora ferme e tristi, rientrare in acqua al più presto. Restiamo a Venezia, perché anche a Venezia in aiuto della polizia sono arrivati i droni ed è intervenuto anche il reparto volo. È proprio grazie ai droni che sono stati individuate due persone che avevano compiuto dei furti all'interno proprio delle imbarcazioni. Ma vediamo. Attraverso il servizio controllo del territorio, che ovviamente il questore intende ringraziare in maniera particolare, abbiamo avuto la possibilità di avere a disposizione 2 team della Polizia di Stato con relativi droni che sono stati messi in campo proprio per fronteggiare l'esigenza di tutelare beni mobili a disposizione di eventuali malviventi che volessero approfittare di questa situazione di una minore percezione di controllo da parte delle forze di polizia. E così, dopo le numerose denunce di furti avvenuti nelle scorse settimane, venerdì sera gli agenti della questura hanno intercettato, grazie ai droni e non solo, 2 presunti ladri di 19 e 17 anni proprio mentre salivano a bordo di 2 barchini in un canale secondario nella zona di Campalto. Abbiamo individuato i soggetti a bordo dei nadanti con un'azione coordinata dall'acqua, dalla terra e dal cielo, non solo attraverso i droni, ma anche grazie all'ausilio del reparto volo di Venezia che ha messo in volo il Poli. Siamo riusciti a individuare questi 2 soggetti, a fermarli prima che prendessero il largo con i loro mezzi che montano dei motori molto potenti e che ovviamente, essendo delle piccole imbarcazioni, garantiscono una navigabilità sia nelle acque basse sia a velocità veramente sostenute. Quindi i 2 mezzi sono stati sequestrati. E i 2 ragazzi denunciati per ricettazione con multe per quasi 5.000 euro per guida senza patente e mancanza di copertura assicurativa. Il maggiorenne era già noto alle forze dell'ordine. Nei barchini c'erano vari componenti nautici provento di furto, una coppia di casse audio, una batteria, una piastra salvaspecchio in alluminio per fissaggio del motore, un'elica in acciaio, una tanica di benzina. Da ulteriori accertamenti è emerso che il materiale era stato rubato il 29 aprile a Venezia da una barca ormeggiata a Cannareggio. Le indagini continuano anche sulla base di altre denunce. Prima dei saluti ricordo i nostri appuntamenti pomeridiani alle 15:30, l'appuntamento dedicato ai più piccoli, lo spazio dedicato ai più piccoli, e poi via con gli appuntamenti dedicati alla forma fisica, quindi Zumba, Pilates, Tai Chi, ginnastica dolce, sino alle 17:20 quando ci sarà il Santo Rosario dalla Basilica del Santo di Padova, e poi resteremo alla Basilica del Santo perché alle 18 come sempre la messa in diretta. E questo per noi per il momento
è davvero tutto, e ancora tanti auguri a tutte le mamme. Invito ancora voi bambini e bambine a mandarci disegni per fare gli auguri alle vostre mamme e a tutte le mamme davvero che sono in diretta con noi. Grazie e ci vediamo più tardi. Rieccoci nuovamente in diretta. Io allora approfitterei, visto che oggi, questa domenica 10 maggio, è la festa della mamma, approfitterei per lanciare gli auguri che hanno fatto tutte le assessore di San Giorgio in Bosco a tutte le mamme, loro mamme stesse, che hanno voluto fare gli auguri davvero a tutte le loro concittadine mamme. Allora sentiamole assieme. Posso dire una roba che magari farà incazzare qualcuno? Come dice un noto scrittore, mentre gli altri prima ti conoscono e poi ti amano, la mamma prima ti ama e poi ti conosce. Mamma è la prima dolcissima parola che un bimbo piccolo impara. La mamma protegge, guida, comprende, sostiene, esorta. La mamma ti guarda e sa leggere nei tuoi occhi le tue emozioni che riempiono il cuore. La mamma è attenta a ogni piccolo cambiamento, è sempre pronta a perdonarti, a porgerti la mano e a confortarti. La mamma ti ha dato la luce e ti ama sopra ogni cosa. Un giorno non ci sarà più e il tuo mondo senza di lei non sarà più lo stesso. Oggi, se ancora puoi farlo, abbracciala forte e dille quanto l'ami. In questa giornata dedicata alle mamme voglio fare i miei personali auguri a tutte le mamme del mondo, in particolare le mamme di San Giorgio in Bosco. Un augurio anche a chi lo diventerà e a chi non lo è ma lo vorrebbe essere, perché ciò che è importante è sentirsi mamma. E anche a tutte le nonne, che sono per noi mamme impegnate, le seconde mamme dei nostri figli. Un augurio a tutte le mamme che sono volate in cielo e che vorremmo qui oggi per gioire insieme. E un pensiero particolare va anche alla mia mamma, che spero lassù mi possa proteggere sempre e che ringrazio per i grandi valori che mi ha trasmesso e che ci ha trasmesso: l'umiltà, la forza di raggiungere gli obiettivi, la gioia di amare, l'amicizia, l'onestà, la lealtà, la generosità. E solo quando è un figlio puoi capire il bene infinito che ti vuole la tua. Grazie per avermi fatto diventare una brava mamma. Ai miei figli, quando erano piccoli, ero solita dire che la mamma è un supereroe travestito da mamma. E effettivamente noi mamme moderne siamo dei supereroi, frenetiche, sempre di corsa, iperconnesse, in perenne lotta contro il tempo, consapevoli delle nostre imperfezioni e delle nostre fragilità. Il mondo spesso dice che vogliamo tutto, che vogliamo troppo, che vogliamo essere donne, realizzarci nel nostro lavoro, nelle nostre passioni ed essere madri, come se fossero due alternative e dovessimo scegliere. Il mondo invece dovrebbe sostenere le donne e dovrebbe sostenere la famiglia, perché una donna realizzata come donna e come madre è fonte di felicità per i propri figli e per il mondo. Oggi vorrei ringraziare mia mamma per avermi insegnato a non arrendermi mai e a inseguire i miei sogni. Vorrei poi rivolgere tanti auguri a tutte le mamme e nonne di San Giorgio in Bosco e anche a chi mamma non è, perché solo nell'aspirazione e nel desiderio di esserlo dà tutto quel potenziale di energia che ci rende uniche. Viva le mamme! Madre è un angelo che ci guarda e ci insegna ad amare. Ella riscalda le nostre dita, il nostro capo tra le sue ginocchia, la nostra anima nel suo cuore. Ci dà il latte quando siamo piccini, il suo pane quando siamo grandi, la sua vita sempre. Auguri a tutte le donne, che siano mamme o anche no, perché in fondo ogni donna è una mamma quando posa il suo sguardo discreto ma sempre presente nella tua vita. La mamma è colei che mette l'amore per i propri figli al primo posto, l'amore più profondo, più dolce che si possa mai provare. La sua scelta di vita è la scelta di dare la vita, di prendersi cura della propria famiglia con un sentimento puro ed inesauribile. Una frase di un noto scrittore dice: nessun linguaggio può esprimere il potere, la bellezza, l'eroismo e la maestosità dell'amore materno. A questo riguardo penso che l'amore di una mamma sia un amore eterno, grazie al quale avremo sempre una mano pronta ad aiutarci dopo alcuni sbagli e anche a consolarci dopo alcune delusioni.
talmente grande questo amore da poterti dire che nella vita non si può avere tutto, ma la mia mamma l'ho vista sempre impegnarsi per potermi dare quel tutto, tenace nel difendere i suoi valori che sapevo sarebbero diventati presto anche miei. I miei auguri e il mio grazie oggi e tutti i giorni vanno a lei, alla mia mamma, che ogni giorno ha saputo donarmi amore con ogni suo gesto. Auguri a tutte le mamme di San Giorgio di Bosco, a tutte quelle mamme che ci guardano da lassù, alle nostre nonne, alle future mamme e a chi oggi mamma non è, ma vorrebbe diventarlo. Auguri. E si è concluso con questa splendida poesia di Alda Meridi, insomma un bel messaggio che è arrivato proprio da San Giorgio in Bosco, dalle donne che amministrano il comune dell'Alta Padovana. Adesso invece andiamo a Padova perché all'Opera ci sono dei ristoratori stellati, degli chef stellati che hanno lavorato per dare un aiuto importante a chi è in difficoltà. Sughi, risotti, torte, cuochi con cuffiette, mascherine e guanti. Sembra la cucina di un grande ristorante al lavoro come non accadeva da mesi. Un assaggio della normalità pre-coronavirus, quella che si è respirata all'interno delle cucine popolari di Padova. I protagonisti sono i ristoratori dei Colli Ugani delle tavole taurigliane. Il distretto del food che si sviluppa soprattutto a Torreglia da fine febbraio soffre delle chiusure imposte per fronteggiare la pandemia, ma ha deciso di dare un segnale di ripartenza. Si ricomincia preparando pasti caldi per gli ultimi, per chi ogni giorno si presenta alle cucine popolari di via Tommaseo. Specialmente in questo periodo in cui noi siamo anche fermi in attesa di ripartire, abbiamo voluto appunto ci tenevamo a mettere la nostra presenza specialmente per una causa, una buona causa come questa. Risotto con asparagi, pasta al sugo in bianco per far fronte a tutte le esigenze, pollo alla griglia, torte fatte in casa e macedonia di frutta. Questo è il menù servito grazie all'iniziativa sostenuta anche dalla provincia di Padova e dalla Caritas diocesana. I ristoratori di Torreglia sono pronti a partire. Questi mesi hanno segnato profondamente le loro attività. Siamo molto felici di essere qui con questa iniziativa che ci hanno dato con grande entusiasmo. Siamo venuti e ringraziamo tanto il Comune di Torreglia che ci ha dato questa possibilità. Speriamo sia di buon auspicio per il nostro appuntamento più importante, che è quello della riapertura. Speriamo che sia una riapertura imminente, perché abbiamo bisogno di fare rivivere un po' i nostri locali. Riaprire significa rilanciare il territorio, visto che le attività di ristorazione nei comuni dei Colli danno lavoro a centinaia di famiglie. Contiamo al più presto che ci sia questo via per noi, per le nostre famiglie, i nostri collaboratori che sono tanti. Guardate che solo nel territorio di Torreglia 36 locali occupano 250 persone, quindi abbiamo davvero bisogno di avere questo segnale. Vi prego, aiutateci ad aprire. Adesso andiamo a Venezia e facciamo un po' il punto sullo stato di salute del cinema. Ha scelto la Fondazione Ente dello Spettacolo, presieduta da Don Davide Milani, ovvero la voce della Chiesa italiana nel mondo del cinema, il nuovo presidente della Biennale di Venezia, Roberto Cicutto, per fare il punto sullo stato di forma della settima arte. Quello che sta succedendo in questi giorni a causa dell'epidemia ha generato una quantità di offerta di materiali cinematografici e audiovisivi sulle piattaforme, nelle palinsesti televisivi che non ha precedenti. Un osservatorio il suo da due postazioni davvero privilegiate, presidente uscente e amministratore delegato uscente dell'Istituto Luce e Cinecittà, oltre ad essere nuova guida della Biennale. La gente forse comincerà a considerare, non solo dal punto di vista di quanti lavoratori vengono impiegati in questo settore, a considerare questo comparto come un comparto necessario per l'economia del paese e anche per i contenuti che ci porta e che ci trasmette. Ma come si tornerà al cinema dopo la pandemia? Sicuramente succederà qualcosa di molto importante. L'audiovisivo e il cinema verrà utilizzato molto di più di quanto sia stato fatto finora, e questo utilizzo sarà per la sala cinematografica, per le piattaforme. Cresceranno molto, stando alle parole di Cicutto, anche altre forme cinematografiche. Ma soprattutto si comincerà a considerare anche altre forme di racconto audiovisivo, come il documentario, come il cortometraggio e come i materiali d'archivio. Insomma,
pare un buon viatico anche per la mostra di Venezia. E adesso c'è una breve pausa.